cittadinanza o religione. Primo piano sulla signora, che è la mamma dello sposo, perché siamo al primo matrimonio che viene celebrato dal governo sardo, una sorta di governo provvisorio, che però in questo caso dovrebbe avere validità. Allora o stiamo entrando nella storia, o stiamo entrando nella geografia, o stiamo entrando semplicemente in una madre di matti e probabilmente tante persone riusciranno in qualche modo a comprendere se stiamo scherzando, se stiamo facendo sul serio o se è un matrimonio che ha validità a livello legale. E allora cerchiamo di capire prima di tutto la manifestazione e anche naturalmente il rituale. La parola al presidente provvisorio del governo sardo. Promesso si sposo. Molto naso su Boedo e si sposo, che ripetina anche una cosa. Comincia Sasha Alexander. Hoy festejamos Samori de nossos e s'unione de Samori de nossos. Samori meu por custa femmina, que me stata canta por ben 18 anos, a femmina sarda, che ha conosciuto noi ma in uno stato strangio, ed essa mi si è innamorato in suo momento e tutto. Su chi si accappiara non è scetti affetto profondo, ma su compartimento casi gemellari di una mente binaria di pensamentos, ideas e visiones, de un spirito conforme, es armonia de duas animas gemelas antigas, sintonizadas una pizzos desatra, de ormai incarcurabilis vidas. O custo a parte s'amore, sa coi esti finza su simbolo e sa celebrazione del suo accapio che uni due alas. In suo caso mio non scete con questa femmina che mi ha pronto a cogliare, ma finza suo accapio mio con questa terra che Maria Riccio medas annos fai, commento a una mamma con i bracci sus obertus, sa mamma Sardigna, che mi ha rifatto bir is bellezza suas, conosce is fragus sus e che mi ha rifatto intendi in domo, in questa isola meravigliosa, a sul centro del suo Mediterraneo. Così storia sua carica di gloria e uno passato ricco e fiero. Una terra bella mela, de Caledonia Sardo e Donia Sarda teniti su pleno diritto de essi orgogliosos. Ecco, in un certo senso, ho celebrato finza su mio su a capio nostro con questa terra, che Maria Riccio con amore mela. L'unica cosa giusta da fare è di tornare questo amore con a riconoscenza e a rispetto, camminando in pizzos di questa terra, come chi da bollo accarezzare, e non a carcangiare, come ti fa ieri si stato occupatore italiano, che nega ancora a pustis de medes annos di amministrazione imperialista, e tutto questo a capio entre su popolo e sa terra sua, entre sa gente e sa cultura sua, sa tradizione sua, su passato sua e sa lingua sua. Sa Sardigna non è Italia. Ecco, puita si seus giraus a su governo sardo come a rappresentanti supremo del suo popolo sardo per celebrare la cerimonia del suo matrimonio, che è il suo primo matrimonio è assunta dai sigius del suo governo sardo. Chi ne altro se non su presidente del suo governo sardo di essere su plus conformato per ufficializzare questo a capio. Toro gracias a suo presidente Sergio Pes per questa opportunità e finza sposa disponibilità sua per vestire ispanos de ufficiali civile ed a capiare in maniera ufficiale questo che secondo su coro mio è oramai divenuta sa famiglia mia e sa patria mia prosperadura. Gracias. A pustis de diversas delusiones in amori, quando pensamo che su destino mio vestire de mi ritirai con sa sola compagnia de sa gatto e de uno fugili, in uno pinnetto, in sus montes dei sette fratis, 18 anni a oi, a pugonotto questo uomini. Issu non scetti mi donare sa sensazione di si comprendere e apprezzare a poco su che vemo, ma issu mi ritornao da lui sa passione per questa terra.
Commenti mera sardus chi vunti crescius in noi, pigamo per scontare a tutta sa bellezza che tenem accanto, senza i biri di aderus su patrimonio umano des meraviglias che mamma Sardigna teniri de donai. Con isso non ha puscetti agattao s'amori de sa vita mia, ma se io arrennesce a castiare quest'isola con altros luogos, ed è una prospettiva che finza insandus mi viara negara. E se noi con isso pot celebrare l'unione de s'amore nostro, esti un pregio umano, un onore ed esti sa conferma che sa realizzazione des desigios mios non est impossibile. E beh, appagattau s'amore de sa vita mia, pobiri sa terra mia liberata des occupazioni des Italia, ciarabolli un altro vago. Ma Deo ci conto, grazie a totus può essi noi. Innanzi a me, Presidente del Governo Sardo, in veste di ufficiali del Stato civile, venuti in presenza Alexander Gerritsen e Maria Paola Flores. Issus manti pregontao desi unidos in coioncio. A puligio es disposos cosus qui puntis deretus es doveresi, reciprocus despovidus e motivatus pregontas de rit. Alexander, vuoi spiegare ai mulleri se noi in presenza Maria Paola? Maria Paola, vuoi spiegare ai marito se noi in presenza Alexander? Tenés i aneddos, puedes scambiare? A postis dessa risposta afirmativa de vosotros e todo, declaro in nome del suo governo che affiguro che sesi unidos in coionjo. In modo si procede a compilare questa sottoscrizione da parte dei suoi celebranti, dei sposi, dei testimoni del suo strumento del coionjo, che era ben registrato in sa blockchain, per donare sa validità legali e a postis pubblicato in sul registro dei stati civili del suo governo sardo. A Sasha e Paola explico i più sinceri ringraziamenti per il sciopero degli HPA in coionjo come mezzo del suo governo sardo e auguro Isus una lunga vita di coppia piena di valori e serenità. Grazie. Grazie a voi. Posso baciare la sposa? Eccolo qua, è il primo matrimonio sardo del governo sardo è celebrato. Adesso sarà valido, ce lo dirà lui, sarà non valido, ce la dirà il tempo, perché alla fine è il tempo quello che decide quanto due persone si vorranno bene e continueranno a stare. Le premesse sono buone, Certo. È una coppia che conosce stimo di ora e per esempio stati aici attaccato e innamora smera. Adesso le persone che ci stanno guardando ovviamente si domanderanno prima di dare la parola a loro: ma sarà valido? Non sarà valido? Sarà? Non sarà? Ci sarà la Digos adesso che ci sta osservando? Sarà la storia che deciderà se sarà valido? Poi è sicuro che si sarà osservante. Se buoni ti devo scombinare pure, cioè non c'è problema. Ma valido sicuramente. Perché? Poi questo bene il registro senza blockchain, che è un registro decentralizzato, virtuale, che non si può ricancellare, è fatto a blocco su, c'è una lei europea, sul decreto semplificazioni 2019, che narra che tutti i dati che vanno registrati senza blockchain, validi come un atto del notaio, come uno strumento legale. Stop, italiano. Dico che quello che farà la Repubblica delle Banane ci interessa poco, perché comunque è la
la Costituzione europea prevale sulla Costituzione interna di qualsiasi Stato membro e c'è questo decreto europeo semplificazione 2019 che dice che tutti gli atti che vengono registrati nella blockchain valgono come un atto notarile, perciò l'Italia si deve conformare, poi che si conformi o meno questo ha poca importanza. Certo. Noi siamo nella legalità. Questa è la bandiera ufficiale di un celebrante o è la bandiera vostra? Beh, questa è i quattro muri, sono la bandiera dei Sardi, la bandiera della Sardegna. Poi c'è chi dice che è l'albero del radicato di Arborea, chi dice che i quattro muri. Personalmente io posso dare soltanto un parere soggettivo, per me questa è la bandiera dei Sardi, che è la bandiera, secondo me la bandiera propria è quella che si sente nel cuore, io nel cuore c'ho i quattro muri. Giusto. Fatto strano che a parte la mia di Silhouette che sicuramente non fa brutta figura, strano che tutte le persone che governano la Sardegna abbiano una... Beh, cosa diciamo? Non posso dire adesso quello che dico, cioè, solitamente dico che questa è la testa del bambino che sta Curva più giù. parole, sì, esatto. Emozionati? Molto, tantissimo, sì. Sì, e contenti. Contenti? E felici, sì. Quanto tempo vi conoscete? 18 anni a oggi. Proprio oggi. Sei andato a rodare bene tu, eh? Si può dire, sì. Ma quando siete insieme nell'intimità, quando dovete vivere le cose che si scambiano due fidanzati, dove sei in sardo o dove sei in italiano o in austriaco? In italiano generalmente perché ancora non so parlare bene il sardo, però sto imparando. Naturalmente ci sono poi le cose così belline, no? Tipo Bambi, come lo chiami Tonellino? Dai, non ti vergognarti, no? Come lo chiami? Dai, dillo. No, non c'è una... Non c'è un nomino, No, amore mio sempre Amore lo mio, chiamo. tu come la chiami? Bambina mia. No, bambino. Bambina non fai ormai. Siamo maturi, cresciuti e amore mio. Ok. Tu cosa fai? Lo accarezzi e gli fai... Puoi girare 2 secondi e naturalmente gli fai... Gli accarezzo la chioma. Certo. Penso che sia una delle cose più caratteristiche. A parte, voglio dire, lui proprio da sardo non è vestito, sembra un colore nostro ungarico come te vestito. Beh, vabbè, i bottoncini però sono I sardi. bottoncini sono sardi, questo è vero. Sì. Eh. E lui ci ha tenuto molto di mettere questi. Ma te ne begni in conca di via in sardo a tu? Vabbè, era la mia idea, per cui, visto che era il primo matrimonio sotto il governo sardo, deve essere anche il discorso in lingua sarda. Certo. E come si dice poi alla fine per uno sposo un augurio nel nostro dialetto? Salute trigu, no? Salute trigo. Tu lo sai che dovevi insarsare da 100 anni. No, non lo so. 100 anni, insomma 100 anni di matrimonio. Sì, Questo ho sentito, giusto. Adesso suggellate il vostro matrimonio con un bel bacio davanti alle nostre... Solo questo, castissimo. E vabbè, il resto è a casa. Siamo riservati. Siamo abbastanza... Signora emozionata, lei è la mamma dello sposo, si vede? Sì. Emozionata? Emozionata, certo. come Ha dovuto aspettare un po' prima di vedere il bambino sposarsi. Sì, Quanti sì, anni sì. ha suo figlio? mio figlio è 56. 56 anni. Ho dimenticato E lei cosa dice? Il mio bambino ancora. come no? È il mio bambino. Sì. E la mamma. È venuta apposta dall'Austria per il matrimonio lei? Sì, Eccolo qua. sì. Come si è trovata? Bella la Sardegna. È bellissima, è un continente per se stesso. Un continente non lo può dire di fronte al presidente che altrimenti parte per la tangente e si inciampa. No. Te ha ragione sta signora. Sardegna quasi un continente, Nararagalincu. Sardegna uno continente, non casi in un continente. Sardegna uno continente. Quindi ci sono tutte le premesse. Lito de vivi liberos de occupazione strangia italiana. Ma il vostro movimento si chiama, mi hai detto? Movimento di Liberazione Nazionale Sardo, che è costituito come soggetto del diritto internazionale e del gusto e nasce sul governo sardo. E in cantus sesi, quanti siete? Commenti sostenitori se migliaia, canto seus commenti direttivo se 18 mi pare
Ma no, non sono partito, non sono fatto tessera o iscrizioni di nulla. No, 18 per persone, devo fare io la traduzione, la fai tu. 18 le persone. Però Come sostenitori sono migliaia. italiano. Come persone sostenitori siamo migliaia. Soltanto registrati all'anagrafe sarda ce ne sono circa 20.000. Capito? Telecamere dappertutto perché bisogna controllare questi sporchi eversivi. Beh, per lo Stato italiano siamo terroristi. Terroristi. Quando non sei allineato al sistema sei un terrorista. Avrei visto un terrorista in Sammesa, però. I veri terroristi sono quelli del governo italiano, non loro, neanche eletti democraticamente dal popolo. Vi confesso che siccome abbiamo portato noi in macchina il presidente e pensavamo di avere la scorta della Digos, lui mica si preoccupava del vostro matrimonio. Diceva, come ti si chiama questo luogo? Su basso. Su basso si va a bene, no? Paolaccio. Però si buffarà bene su proprio. Sì, sì. Amarola. Però c'è da firmare su strumento del matrimonio, del gogliongiu. E allora chiudiamo con questa firma ufficiale che decreta un matrimonio, il primo matrimonio sardo di questa storia della nostra isola. Oggi 25 dell'Ancora 2022, a estas horas, mezzodì e mezzo? Mezzodì e mezzo, giudicato. Con una cosa di Innanzi a mezzo, Giuseppe, Presidente del Governo, in veste ufficiali civili in Santo Gregorio de Signa, in provincia di Castello, i suoi locali? Su Basso. Noi cerchiamo una cosa che arrescere. Penso che non sia su basso d'Orrau, Si punti presentare sposo Gogliongiu in traisto con suo sposongiu secondo le disposizioni del suo appizzo nominato governo, Floris Maria Paola. Paola, ha poi sbagliato rotto, vabbè, non ha importanza, Ok, non c'è problema. E se emozione, De Pires, per sicuro. Paola, nasce in Castello? Sì. Su? Si può definire? Le pisnai, devi svelare all'età. Devo fare lo sdoppio. No, si svela all'età qua. Pensato, ora? 280662. Giovanetto, 62. Certo. Vivere in... E costano di una house. appunto, Dai. Stato civile, Adesso non più. Adesso sono sposata. No. Così ci vale. presenza del testimonio su. Allora, i testimoni ci sono. Mia Aspetta, sorella aspetta, Floris. Rosa Maria. Rosa Maria. Franco, vero? È anche il nome di Francesco. battesimo. Francesco. Girano. Si capiva tutto? Io. Lo capivi? Certo. Anche quello che ho detto io. Sì. Ma se la pubblico girao. È stato bellissimo. La pubblico girao di sta travata. Se ho dognato di girare. Da appena mi deciso. Auguri, E figli maschi. Ne abbiamo 3 gatti maschi. 3 gatti maschi, Adesso 4 cani. Abbiamo già provveduto per quello.